Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su PES 2013. Allora ragazzi, siamo pronti al triplete, speriamo. Campionato 2 giornate, abbiamo il Tottenham che è la partita della vita. Poi abbiamo il Newcastle in finale di FA Cup, il PSG in finale di UEFA Champions League. Ragazzi, una tensione indescrivibile. Ecco una cosa, sono le 3:30 del mattino. Purtroppo posso registrare solo adesso perché nei prossimi giorni tra allenamenti, preparazioni, amichevoli, vaneggi vari, sono troppo impegnato e quindi non ce la faccio a registrare in orari più normali, quindi non posso straurlare, però comunque ho messo il microfono al massimo, ci sarà lo stesso cuore e grinta come indiana. Siamo contro gli Spurs. Ok, andiamo a dominare. Ragazzi, Tottenham, Chelsea. Siamo in trasferta, ma per il Comendone l'occasione è d'oro vincere il primo anno la Premier League. Siamo a White Hart Lane. Eccolo qua. Se perdiamo il Tottenham è campione, se pareggiamo è quasi campione, se vinciamo abbiamo una chance mondiale. Vertonghen, Bale, Vertonghen per Walker. Walker a Gaetan, grandissimi ragazzi. Vai Comendone, fallaccio sul Comendone, vai Ramirez, vai ragazzi, crediamoci. Walker recupera. Dawson. Bale. Il Tottenham ragazzi ha fatto una stagione mostruosa. Però anche il Chelsea non è da meno, ha fatto tantissimi gol quest'anno, però purtroppo ne ha presi anche un po'. Il Tottenham sta facendo la partita. Walker. Walker. Fallo su Walker. 6 minuti di gioco. Tottenham 0, Chelsea 0. Ammonito Cole, ma vaffanculo va. Punizione, batte Walker, calcio d'angolo. Ho un'occasione indescrivibile ragazzi. Walker. Vertonghen la butta in mezzo e c'è Cech. Purtroppo il Chelsea ha un solo risultato, vincere. Bravo, molto bene. Vertonghen per Dembélé, c'è il miracolo di Cech. Almeno 2 trofei li voglio vincere, cazzo, almeno 2 su 3. Bale, inarrestabile Bale. Vai Comendone. No, il Comendone la sente ragazzi, il Comendone sente questa partita. Attenzione, oia. Ancora Bale. Ancora Bale entra in area, mamma mia. Sta dominando il Tottenham. Holtby. Bravo Comendone, vai. Involiamoci per il contropiede veneziano. Bravissimo. Vai Comendone. Vai Comendone. Il Comendone è tesissimo. Attenzione Gaetan. Walker. Texas Ranger. No ragazzi, è una tensione indescrivibile. Certo che solo sul canale del Cumena ci sono queste serie vaneggiose che arriviamo all'ultima partita in tutto, mamma mia. Walker, Texas Ranger. Dawson Crick, ma c'è. Ragazzi, sto cercando di stemperare la tensione con un po' di vaneggi perché veramente è dura, Sta dominando il Tottenham. Bravo Renatone. La trottola, ma che cazzo fa? Bene, sono contento di avere un uomo in squadra che fa il giro tondo sulla palla, molto bene. Attenzione, gol. C'è il gol del Tottenham. Cagato di Renato Augusto e arriva il gol. Sta dominando comunque il Tottenham purtroppo. Molto male ragazzi, dai.
Dai Comendone. Vai Ashley Cole, dai cazzo, dobbiamo insistere, provarci. Ancora sbaglio, niente da fare, il Chelsea non c'è. Dembélé. Recupera molto bene il Chelsea. Può ripartire Ramirez. Comendone. Bellissimo passaggio. Vai Renatore. Renatore per il Comenda. Prova il tiro. Calcio d'angolo. Ma che sfiga. Dai ragazzi. Vai Comendone. Prova il tiro. Parata del portiere. Il Comenda ci prova ragazzi. Vai di testa. Attenzione Schürrle. Vai veneziano. Ancora. Mischia in aria. Tira Schürrle, ma che cazzo! Comendone. Niente da fare, 34esimo, Tottenham 1, Chelsea 0. Siamo anche sfortunati però. Walker. Attenzione, entra in area, grande check, dai veloci. Dai la remontata. Il Comendone sbaglia ma recupera con cuore e coraggio. Schürrle ancora per il veneziano. Deviata e Augusto non capisce niente. Partita orribile di Augusto. Ma non si può. Dembélé. Bravi. Ashley Cole. Vai Comendone, entra a fare Walker. Garettone Bale. Occhio a Garettone. Gaetan di testa, buttatela via, bravi. Ma no, così, ma dai. Che primo tempo balordo. 1-0 per il Tottenham. Bravi ragazzi, su. Il Comendone sponda, ma per Bale, porca puttana. E Schürrle recupera ancora Bale, indemoniato Bale. Mamma mia, Garettone Bale. Vertonghen. Ma guarda se il Tottenham doveva svegliarsi proprio quest'anno, incredibile. Adesso dobbiamo fare un'impresa stile Supercoppa con il Barcellona, col Monaco. Impresa disperata. Bravo veneziano, ok. Dai Schürrle. Buttala in mezzo. Vai Comendone. Dembélé recupera. Il Comendone, ottimo passaggio per Ramirez. Vai Ramirez. Vai Comendone, è tua. Fuori. Vai Comendone. Tira. Miracolo del portiere ancora. Questi sono miracoli, non tanto perché sono miracoli in sé, ma perché sono pesanti. Vai Comendone. Di testa fuori. Lo scudetto se ne sta andando, ragazzi.
Dai ragazzi, per carità c'è ancora la Champions, però... Vai comandone di testa. Niente da fare. Bravi. Sbaglia tutto quel comandone. Riparte Dembélé. Gareth. Vai comandone. Bravi ragazzi. Dai Tienduro, dai Tienduro. Niente da fare, il comandone è troppo teso. Recupera ancora il Tottenham Bale. Bale se ne va. Bale se ne va. Bale se ne va. Bravo Cech. Il comandone è un po' in fuorigioco, porca puttana, scusate. Dai fioi, proviamo che... Bravo comandone. Bravi ragazzi. Fallo, ma è fallo, ma Dio santo, è fallo. Il comandone prova il tiro. Gol, siamo ancora vivi, siamo ancora vivi, siamo ancora vivi. Schürrle. Ma che tiro del comandone ragazzi, che tiro del comandone. Mamma mia che missile. E poi c'è il gol. Come contro il PSG, tiro del comandone, parata e poi gol. Speriamo sia di buon auspicio. Dai. Bravo comandone. Porca puttana. Dai che viene giù lo stadio, ci segniamo. Adesso ha paura il White Hart Lane. Il White Hart Lane ha paura. Occhio a Bale, occhio a Bale. Ai ai ai. Madonna che forte che è Bale. Vai comandone. Molto... Attenzione che fallaccio. Dai che voglio essere l'uomo del destino. Attenzione, non ci credo. C'è una tensione ragazzi allo stadio indescrivibile. Il comandone recupera ancora. Bale però ragazzi è buggato Bale. Cioè... Adebayor. Bale, ancora Bale grandi ragazzi. Bravi. Vai. Vai Hazard. No, no. Ma quanta sfiga. Vai comandone. Bravo, no, ma dai, ma che sfiga. Dai un po' di culo, dai un po' di culo alla fine. Vai comandone, prova il tiro, fuori, fuori. Mancano pochi minuti ragazzi. 10 minuti abbondanti. Oddio che azione. Ti prego mettila. No, ma no. Invenzione comendiana e Hazard sbaglia. Non sbaglia mai proprio adesso. Non ci voglio credere. Dai, dai Eden. Sì, c'è il gol del Chelsea. 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 Calma. 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 Non ci credo, siamo sopra 3-7 dalla fine, non ci credo.
Purtroppo non è il Comenda l'uomo del destino, ma chi se ne frega. No, no, adesso. Non ci credo, adesso la Deva. Relax. Relax. Buttala via, buttala via. No, no, buttala via. Walker, Walker, Walker. Dembele, gol, gol. Grazie dei fior. E come la prova il tiro, mamma mia. Dai che manca poco. Siamo al 90esimo. Siamo al 90esimo. Sembra una rimonta incredibile. La super remontata veneziana ancora. Dopo quel Monaco Nobel no. Nobel no. Calma. No, Fiori. Avevo 9 punti di distacco. E alla penultima giornata sono sopra. No, ste cagate. Sì, cazzo, sì! Madonna, che sofferenza, ragazzi. Vediamo la classifica. Ragazzi, all'ultima giornata avevamo 2 punti di vantaggio. Però dovevamo per forza vincere, se il Tottenham vince, perché per gli scontri diretti siamo in svantaggio. Ma grandissimo, Chelsea 97 gol fatti, Fiori. Mamma. Ragazzi, finale di FA Cup, siamo contro il Newcastle. E poi anche l'ultima giornata contro il Newcastle, siamo a Rose Park Stadium. Tensione mondiale, Fiori. Primo trofeo da vincere del triplete. Eccoci qua, ragazzi. Mamma mia, la tensione incredibile. Il Comenda del primo anno col Chelsea ha fatto cose mondiali. Vai. Intanto avevamo ipotecato il campionato, non so come, ragazzi. Veramente un finale il cardiopalma. Vai. Bravo Comendone, il Comendone si invola, il Comendone si invola. Recupera bene il Newcastle, ma ottimo inizio. Dai. Grandissima azione, il Comendone entra in area e c'è il gol. C'è il gol! Cometa veneziano, 1-0 Chelsea. Mamma mia che attaccante, mamma mia. Che azione, ragazzi, guarda che azione che avevamo fatto, bellissima. Bomba, ciao ciao. E siamo già 1-0 in FA Cup finale con timbro comendiano. Comunque ieri c'è stata una cena ad Arcore e Galliani ha detto Debussy, Caballé. Grande per il Comendone, può fare la doppietta comendiana in finale. E c'è la doppietta comendiana, 2-0. Madonna, attaccante puro, ragazzi. Questo amo io, questo è il calcio che amo, ragazzi. Linea del fuorigioco e gol. Io non li sopporto, sti attaccanti che sbordo che fa questo, sta altri tacchetti. Così si gioca a calcio, ragazzi. 2 tocchi e in gol. No, si se, vai check. Grandissimo l'impenetrabile. No! No, l'impenetrabile. Jack, vai a fare in culo. Ma Dio santo, ma guarda che liscio, vai la 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 la. Ecco, 2-1. Come riportare una finale già chiusa. Dio santo. Vabbè, stiamo tranquilli, ragazzi, siamo superiori a sto Newcastle, però qua c'è che ha fatto una cagata storica, Meno male che l'ha fatta sul 2-0. Bravo Kume. No! Eccola là. Ho fatto la stronzata. Seconda espulsione in una finale dopo la Supercoppa Europea, ma era l'ultimo secondo. 2 gol e un'espulsione, cazzo. Mi sono innervosito. Ecco, classico errore.
Fischia, ti prego, stronzo. Dai che è finita. Oh, dai. Che arriva l'FA Cup. Arriva l'FA Cup. Dai, cazzo. Sì, cazzo, abbiamo vinto l'FA Cup. Abbiamo vinto l'FA Cup. Primo trofeo stagionale, primo trofeo con il Chelsea, primo trofeo in Inghilterra. Grandissimi. Grandissimi, ragazzi. Mamma mia. Grandissimi. Eccolo qua il comendone in tutto il suo splendore. Eccolo qua, ragazzi. Eccolo qua. Non c'è neanche la coppa. Niente, con l'FA Cup c'hanno il commenda che saluta come un coglione. Eccolo qua, molto bene. Abbiamo vinto l'FA Cup, ragazzi. Guarda Cech, che bello che sei col cappello. Meraviglioso. Che cazzo parla Cech? E abbiamo vinto l'FA Cup. Peccato che non ci sia la coppa, vabbè, insomma, dai, contentiamoci di aver vinto. Migliore in campo era Ramirez, ho perso il migliore in campo per l'espulsione, me lo merito, sono coglione. Ok. Prima vittoria è nostra. Ultima giornata di campionato. Se vinciamo siamo campioni d'Inghilterra e facciamo il double. Premier League ed FA Cup. Stamford Bridge, davanti ai nostri tifosi. Dai ragazzi. È stata una rincorsa meravigliosa contro il Tottenham. Abbiamo vinto fuori casa e meritiamo questo campionato. Però dobbiamo per forza vincere se il Tottenham porta a casa la vittoria. Bravi ragazzi. E c'è il gol, grandissimo Renatore! Grandissimo Renatore! Grandi. Si entra in area cagata del Chelsea 1-1, ma andate a cagare, Dio mio. Il campionato adesso è più difficile. Non ci voleva sto gol per il morale alla fine del primo tempo proprio. Augusto, cosa fa Augusto? O darmela prima o tira. Dai Chelsea. Non possiamo buttare via la vittoria col Tottenham. Bravo Comendone. Dalla. E la grande chance. Tira Hazard, tira gol. E c'è il gol. Hazard. E sempre sui tiri del Comenda, ragazzi. Ho tirato per non perderla. Grandissimi ragazzi, e andiamo a chiuderla. Siamo campioni d'Inghilterra. Grande Comenda, bello come il sole di notte. Grande Comenda. Siamo campioni d'Inghilterra, che cazzo. Azione meravigliosi. E ciao. Attenzione, Molino sta sparando una pippa in panchina. È felicissimo è Tori, guardate che bella Tori. La Larissa Richerme. Ed è finita ragazzi, siamo campioni d'Inghilterra. Stagione memorabile. Mamma mia che bello. Anche questa stagione è piena di sofferenze. Ecco qua John Terry, intervistato da Caressa inglese. Campioni della Premier League ragazzi. Mourinho ancora campione e piange. Mourinho piange ragazzi. O perché ha visto sua moglie al posto di Tori, che Tori è un po' più figa, o perché ha vinto la Premier. A voi le decisioni ragazzi. Guardalo il Comendone, bello come il sole di notte. Grande Comenda, grande Chelsea. Niente, per la Lega la Coppa, per la Premier no. Vabbè, è una decisione un po' così, ma abbiamo vinto. 7,5 veneziano. E adesso abbiamo fatto il double. E come dicono in Inghilterra quelli bravi. E adesso via per il trouble. Il Chelsea è campione d'Inghilterra. 2 punti, fiori. Adesso si va per la finale di Champions. Ragazzi, la tensione è un po' alta,
Ok. Adesso voglio vedere. Nella UEFA, ok, quindi sono per gli europei, bellissimo. Sì, non ho fatto le amichevoli, ragazzi, perché non avevo coglioni. Allora, informazioni. Torneo. Barclays Premier League, classifica gol su secondi a 5 gol, grande Agüero, 30 gol, irraggiungibile. Assist, bene, Hazard ha vinto, me lo aspettavo. Classifica questa, titoli individuali, miglior giocatore Hazard, Agüero e Hazard. Ok, perfetto, Hazard ha fatto una stagione. Nella miglior squadra non ci siamo? Cioè non ci siamo, ragazzi, pensa quanto è competitiva la Premier League, pazzesco. Va bene, però ho vinto Premier e FA Cup, mangiatemi il cazzo. E adesso, finale Champions League. Paris Saint-Germain, Chelsea. Siamo a Wembley Stadium, quindi siamo in casa del Comendone. Eccola qua. Pazzesco, è un'occasione d'oro. Guardatela. La coppa più bella, la coppa delle grandi orecchie. Ibrahimovic, capitano. Tensione indescrivibile. Eccola qua, eccola qua. Voglio il triplete, cazzo. Ibra ha la grande chance di vincere la Champions League per la seconda volta col PSG, che l'ha già vinta nel gioco, parliamo chiaramente. Eccola qua. Guardate il comendone. Tensione inaudita. Dai ragazzi. Mamma mia, ci giochiamo tutto qua. Ci giochiamo tutto. Ci giochiamo tutto. Guardatelo Ibra in tutta la sua bruttezza. No dai, poveretto. Vinceremo noi però. Eccola qua. Prima finale di UEFA Champions League per il Comendone. Ancora la Francia nel destino del Comenda. Thiago Silva. Matuidi. Verratti. Verratti per Menez. Menez entra in area subito. Ibra gol. Cosa ha fatto Cech? Cosa ha fatto Giampaolone Cech? Pastore. Grande Cech. Dai ragazzi. Vai Comendone, con calma. Bravo. Il Comenda prova a tirare. Parata di Sirigu bellissima, ma il Comendone c'è. Tensione Oni oltre misura. Perché passarla a me? Non l'ho chiesta. Pastore. Matuidi. Grande Comendone. Vai Hazard, mamma mia. Beh, Hazard ha fatto anche lui una stagione, però ragazzi. Chapeau Hazard, mamma mia. Thiago Silva. Sacco. Verratti. Il Comenda recupera una palla meravigliosa. Hazard. Rigore. Calcio di rigore. Cosa ci hanno regalato? Rigore per il Chelsea, calma. Che regalo. Ah, oddio, no. Comenda contro Sirigu. Alla Van Basten. No. E c'è il gol. E c'è il gol su cagata, su rigore. C'è il gol in finale. C'è il gol in finale. Ancora il brivido. 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 Niente, il Comenda. Mamma, cosa aveva parato Sirigu. Ma il Comenda ancora. Mamma mia, che brivido. Siamo davanti, siamo davanti. Mi ero mangiato anche il rigore, cazzo. Matuidi. Vai Kume. Rigore regalato comunque, rigore regalato. Un po' di fortuna, Pastore, Pastore. Attenzione, Pastore. Ho segnato in finale, ragazzi. Ho segnato in finale di Champions League. Ibra. Zlatan Ibrahimovic. Che è lui il capocannoniere della Champions. No,
Mamma mia, vai comandone cuori con la grinta, con la grinta, con la grinta, con la grinta. Ma vaffanculo. Pastore. Che finale, è iniziata benissimo per il Chelsea. Molto bene. Calma, calma, cioè, ragazzi. Non dobbiamo avere fretta. È tutto nelle nostre mani. Comendone nostre robe. Vai come. Tiro di merda, va bene così. Va bene così. Va bene tutto. Sentiti i cori per il Pari. Il Pari non vuole perdere ancora contro il Comenda, la bestia nera. No, dammela subito. Porca puttana, Verratti recupera Lavezzi. Caffè Lavezzi. Vai Lavezzi. Per Ibra, il figlio di Dio del calcio. Il figlio di Dio del calcio. Ibra. Zlatan, ma ancora check. Dobbiamo stare attenti però perché Ibra è un fenomeno. Verratti. Pastore. Venez. Matuidi. Verratti. Ibra. No, ste robe. Bravo Kume. Vai come donna, centrati un po'. E passala di là in fascia. Vabbè, ma c'è Vanderbilt che recupera. Menez. Lavezzi. Questo non è fallo, ma non ci possiamo lamentare dopo un rigore abbastanza generoso. Menez. Finale di una tensione inaudita. Menez. Ancora per Maxwell. Pari che fa la partita. Rigore, veramente un rigore così. Sarebbe bello vincere 1-0 con un rigore beffardo, no? Ancora c'è chi sta riscattando dopo il cappellone col Newcastle. Bravo. Mamma cosa ha fatto? Renatone Augusto, peccato. Dalla, ma non così, recupera Matuidi. Matuidi. Per Pastore. O Pastore, come dicono i francesi. Matuidi. No, Ibra se ne va, speriamo sia fuori gioco, invece no, Ibra, numeri di Ibra, grandissimo. Bravo Comendone, forse fuori gioco. E invece no, non puoi ciavartelo così, cosa avevo fatto? Dai, doppiettone in Champions come Pippo Inzaghi. Cosa fa il Comenda? Rovesciata, peccato. Non ci credo che rovesciata. Beh, se sei in rovesciata in finale, cioè, ciao proprio. Vai Kume. Vai Kume. Vai Comendone, vai Comendone. Ottimo passaggio. Il Comendone, doppietta del Comenda, e sono due, al 37esimo, come Pippo Inzaghi, come tanti campioni. Che favola per il Comendone. Mamma mia che gol di sinistro, che capolavoro. Ragazzi, si sta avvicinando il triplete, ma dopo Milan-Liverpool della realtà non voglio dire niente, ragazzi. Quella partita mi ha segnato un po' nel profondo. All'Ataturk Stadium, ma qua siamo a Wembley, è tutta un'altra storia. Lavezzi. Oddio, Menez. Mamma che Comenda. Anche il gatto a 9 code Crespo aveva fatto una doppietta un po' amara, però che doppietta, che Crespo quella volta. Vabbè, non pensiamoci che viene ancora il magone, porca puttana. Ci sono tante storie intorno a quella partita. 3-0 è un dominio.
Come ha detto il buon Pellegatti all'Ataturk, è proprio bello esserci. Che bello esserci. 3-0 a Wembley. Mamma mia, anche i minuti sono quasi gli stessi. No, ragazzi, mi fa paura. Cioè, gol di Maldini i primi minuti, il primo dopo 40 secondi e il rigore dopo 3 minuti. Il secondo e il terzo gol verso la fine del primo tempo, non ci credo. Sembra la stessa cosa. Verratti, Verratti. Ibra, Ibra. Mamma che finale, non me la sarei mai aspettata una finale così. Doppietta Comendana e Mata. Lavezzi. Lavezzi ancora per Pastore. C'è solo una squadra in campo. C'è solo una squadra in campo. Pastore. Ibra. No, rigore. No, calcio. Madonna che finale, fioi. Questa mi ricorda Gattuso su Xabi Alonso. Fioi. Sta partita non mi piace. Verratti. E check, 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 check. Sì, cazzo, sì. Sì, sì, check. No, ragazzi, una finale mondiale. Madonna che finale. Penserà posizione europei anche, lasciamo perdere. Che stagione, 3-0, rigore sbagliato. È quasi fatta, cazzo. Vai Comendone. Sarebbe bello fare una tripletta. Come Pierino Prati. Il Milan Ajax 4-0 del 69, finale di Champions al Santiago Bernabeu. Vinta contro l'Ajax, seconda Champions per il Milan. Anzi, Coppa dei Campioni all'epoca. Pastore. Maxwell. Il Conte Max per Lavezzi. Menez. Vai Cume. Il Cume non ne prova a lanciare Renato Augusto. Sacco recupera bene Verratti. Menez. Matuidi. Un Chelsea quasi perfetto a parte il rigore, ma anche quello un po' generoso. Due rigori molto generosi, comunque. Pastore. Pastore per Zlatan Ibrahimovic. Il Chelsea dopo la finale dell'altro anno persa con la Juve può vincere finalmente questa Champions League. Grandi. Lanciami. Bravissimo. Vai il triplettone. Parata di Sirigu. Hazard, ma recupera Gregory Vandervelde per Pastore. Per Matuidi. Fallo su Matuidi. Esce Maxwell. Entra Thiago Motta. Qualche cambio per Laurent Blanc. Ibra. Ramirez. Thiago Motta. Ibrahimovic. Comunque volevo dire, per me ci sono tante storie su quella coppa, su quella finale persa del Milan che mi sono successe, che però non voglio... Lavezzi, Menez, che non ho voglia di raccontare perché Fioi è stato uno shock mondiale. Capisco che per tanti può non essere... Cioè, il calcio può essere una cagata, però perdere una finale così, mamma mia. Ero anche più piccolo, cazzo, era il 2005, ero ancora un pupetto. Vai Comendone. Mamma mia. Comunque ragazzi, un Kumenda e un Chelsea fenomenali in questa finale. Mai visto una squadra così. Chelsea, Ale. Vandervelde, il piccolo Vandervelde. Per Ibra. Non c'è niente da fare, non si passa. Cech ha fatto qualcosa di grande. Comunque 2 rigori sbagliati in sta finale, Comendone. Bravo Comenda, bravo. Qua cagata invece. Matuidi. Lavezzi. Bravi ragazzi, bravi.
Bravo Chelsea, dai che mancano 20 minuti e poi alziamo al cielo la Coppa delle Grandi Orecchie. Buono. Bravo Comendore. Niente da fare, sì. Silva ragazzi, è sempre un gran difensore, il migliore in circolazione. Menez. Comunque Tony con Verona Milan si è proprio ispirato al Comendone, ha fatto 2 gol proprio stile comendiani, cioè mamma mia. Però per fortuna siamo passati col PSV, almeno quello, dai fioi. Però abbiamo comprato Matri, non lo so. Se seria un difensore centrocampista compriamo Matri. Io speravo in Sacco ed Eriksen, grandissimi. Dai per il 3-0. Vabbè, non ci sono soli secondo Galeani e Berlusca. Esce Lampard, Motta, sì, ciao, Mata, ed entra Lampard, standing ovation per Mata, se lo merita Lampard ancora qualche minuto in finale. Comendore, ho sbagliato tutto, ma ormai è finita ragazzi. Il Comendore è già quasi in lacrime, c'è in campo, lo vediamo, e Tori ha promesso qualcosa di scandalosamente scandaloso. Però ci sono gli europei ragazzi, devo concentrarmi sugli europei, non posso trombare troppo. Che Bano. Pastore, calci d'angolo 2-1. Pastore. Il Comendone se ne va, prova un cost to cost comendiano. Vai di cost to cost. Vai di cost to cost. Sì, non sono proprio veloce da cost to cost. Non sono il Giorgione Uè della situazione. Proprio in un Milan-Verona. 4-1 mi pare. Ma il Comendore di testa, niente da fare. E possiamo già cantarlo. Siamo noi, i campioni dell'Europa siamo noi. Ancora Sirigu, il Comendore voleva la triplettone. Bravo Sirigu. 5 minuti, alziamo al cielo la coppa. Incredibilmente la finale di Champions è stata la più tranquilla, non ho parole. Quel rigore all'inizio ha veramente cambiato la partita, c'è poco da fare. Bravi. Bravissimi, dai subito lanciami. Ma no, così di merda. Motta. Menez. Vai Kume. Bravissimo Kume. Bravissimo Kume. Vai Renatone. Vai che con la tripletta potrei entrare nell'Olimpo della Champions proprio. Alla mia prima finale. Madonna, come ne fa un numero ad alta scuola. Menez. Vai Kume. Tiraccio Kumendiano, ma è finita ragazzi, 90esimo. E sotto l'arco di Wembley il Chelsea campione d'Europa per il Comenda è la prima grandissima vittoria. Campioni d'Europa, campioni d'Europa, campioni d'Europa. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano,
Commenda veneziano, lo youtubers italiano.